voy a citar a un hombre que ya hace un tiempo está en sus funciones aquí en Buenos Aires como cónsul y que evidentemente está dejando la mejor de las estelas, la del trabajo bien hecho, el de la seriedad y fundamentalmente el de disponer y atender a esta inmensa colectividad de la capital. Y así como uno, como periodista, como locutor, tiene la obligación de no mentirle a la gente, también cuando las cosas se hacen bien, hay que decirlas y no silenciarlas porque es una cosa común. Debiera ser común hacer las cosas bien, pero a veces, desgraciadamente, no lo es. Por eso a quien las hace bien, no solo decirles gracias, sino aplaudirlo y decirle, por favor, que los queremos un minuto aquí, si es tan amable, cónsul. Grazie. Non merito tutti questi elogi, li dedico sicuramente del lavoro del consolato a tutti i miei collaboratori che mi assistono tutti i giorni, ma innanzitutto, caro Carmelo, caro Presidente, grazie per averci regalato questa serata, alla delegazione della Regione Sicilia che è venuta, che ci ha onorato con la loro presenza, i sinceri ringraziamenti per questo segno tangibile di attenzione nei confronti della nostra collettività. Autorità presenti, signore e signori, effettivamente vedere il Teatro Colosseo pieno per me è sempre una grande emozione. Il teatro è nostro, è di questa collettività immensa, come è stato detto, che è la 10ª città d'Italia fuori dai confini nazionali. Questo è un paragone che avete sentito spesso sentire da me. Noi italiani di Buenos Aires siamo, tra Buenos Aires, Lomas e Morón, 350.000, la 10ª città d'Italia, Bari, Venezia, siamo qua. E questo teatro è nostro, ce l'ha regalato, come dicevo poc'anzi a uno dei nostri illustri ospiti, un connazionale, il Conte Lora, che ha regalato tutto questo edificio per la collettività, dicendo che questo doveva essere il luogo dove la collettività doveva venire a festeggiare, a celebrare. Ed oggi lo stiamo facendo, come l'abbiamo fatto in tante occasioni, con l'aiuto delle regioni, con l'aiuto delle nostre autorità, con l'aiuto dei semplici connazionali che vogliono sentire presente la loro forza in questa città. Oggi abbiamo avuto, io sono stato in 3 posti, la collettività italiana in Argentina, a Buenos Aires è viva e questo lo dimostra. Siamo stati oggi stamattina a Luján, l'unica collettività che ha fatto 101 pellegrinaggi ininterrotti in segno di riconoscimento per la sua cristianità, le sue radici cristiane, in segno di devozione alla Vergine che è protettrice del paese che ci ha accolto. Questo non bisogna dimenticarselo. Sono stato in 2 riunioni di associazioni, stasera questa bellissima serata della Regione Sicilia, di tutti i connazionali di origine siciliana. Tutto questo dimostra che la collettività Buenos Aires, come si diceva, è tutt'altro che spenta. Tutti i suoi connazionali sono qua, vogliono Italia e l'Italia la diamo con spettacoli. Ringrazio la partecipazione, l'aiuto che tante regioni, in particolare devo riconoscere che la Regione Sicilia fa tantissimo attraverso anche i suoi rappresentanti in questa terra, e tanto facciamo noi. Le autorità centrali non si sono dimenticate. Io credo di essere stato il messaggero di un messaggio che con voglia, con forza, con volontà tutto si può ottenere. E quando io sono arrivato 3 anni fa, nel dicembre del 2006, fine dicembre 2006, con una coda nel consolato, come ci diceva correttamente purtroppo Carmelo, con tanti isolati di persone che pensavano che forse in quel consolato non sarebbero stati ricevuti. Quando io ho visto le decine di migliaia di cittadinanze, di figli vostri, di nipoti, di cugini, di amici, che pensavano che la loro cittadinanza non sarebbe mai arrivata perché lo Stato italiano si era dimenticato di loro, ho detto, con quella stessa forza, quella stessa volontà, quella stessa determinazione con cui i nostri connazionali 30, 40, 50 anni fa hanno lasciato le loro case, hanno lasciato i loro familiari, i loro beni per prendere una barca e andare a 15.000 km di distanza in un paese di cui non conoscevano niente, con quella stessa forza noi italiani che veniamo oggi dobbiamo dare la speranza a tutti i nostri discendenti di poter ricongiungersi con la loro cittadinanza.